Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Una telefonata con minacce esplicite, quella ricevuta dall'avvocato Calogero Montante di Canicattì a seguito della rinuncia dall'incarico di difensore d'ufficio del boss Matteo Messina Denaro. Sul cellulare del legale sono state avviate le indagini grazie ad analisi sui tabulati in merito alla telefonata minatoria ricevuta. Le indagini si concentreranno soprattutto sulla fascia oraria dalle 14 di giorno 11 marzo. Ad occuparsi delle indagini è la squadra mobile di Agrigento. Ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Catania Emiliano Abramo della coalizione progressista. La proposta era arrivata dopo un lungo vertice promosso dal Forum Catania Può, dai movimenti civici e alla presenza dei rappresentanti del fronte progressista. La proposta di Abramo, candidato a primo cittadino, risale a 2 giorni fa. Abramo è anche il presidente della comunità di Sant'Egidio del capoluogo etneo. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi per il recupero di una Klimber originaria di Pistoia in difficoltà sulla parte della Falesia Salinella nella zona bunker di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Allertati dalla centrale operativa del 118, la stazione Palermo del soccorso alpino e speleologico siciliano è giunta sul posto in aiuto della donna. Per individuarne con precisione la posizione, i tecnici hanno contattato un altro scalatore presente insieme alla pericolante. La scalatrice recuperata era in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. È accusata di atti persecutori la donna di 25 anni arrestata oggi dai carabinieri della stazione di Sortino in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Siracusa. La donna già dal dicembre dello scorso anno avrebbe iniziato a compiere atti persecutori nei confronti di un operaio di 30 anni di Floribia che aveva presentato denunce ai carabinieri e a cui la 25enne avrebbe anche danneggiato l'auto. La donna avrebbe anche rimosso il braccialetto elettronico pur di raggiungere l'uomo. Adesso è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.